I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Centrale a Porcia per un incendio ricovero attrezzi annesso ad un'abitazione privata. Numerose le chiamate giunte alla sala operativa del comando da parte dei vicinati allarmati dalle alte fiamme. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco con due automezzi al seguito. Il ricovero è andato totalmente distrutto, come documentano le telefoto, e con esso il suo contenuto. Al suo interno anche due bombole di GPL, una delle quali è esplosa poco prima dell'arrivo della prima squadra. Le cause del sinistro sono al vaglio del nucleo investigativo antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Rilievi di legge da parte degli agenti della questura di Pordenone. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita.